Il Signor i fevela a Mosè e disse: Daur ordine ai figli di Israele di parar fuori dal campamento ogni lebroso, che il cala al scolo o che si è insociato, toccando muerto. Os lontanareis tanti maschios che lis feminis. Ius lontanareis dal campamento, perché non sportin il campamento, cosoia sta io fra mieci. I figli di Israele a fazerin così e io pararin fuori dal campamento, da ur che il Signore aveva ordinato a Mosè. Così fazerin i figli di Israele. Il Signore i fevela a Mosè e disse: Disi ora ai figli di Israele, quando che un uomo o una femmina gli verrà fatto un dituarto a qualchidun, pecchiando quintri dal Signore, queste persone e varrà di rispondere de sue colpe. E varrà di confessare il peccato che ha fatto e di rifondi. Quel che ha la colpe al varrà di rifondi tutto il damp, zontanto una quinta parte, e darà tutto a di quel che l'ha sbagliato ai suoi confronti. Ma se quel non ha una parità stretta di poter rifondi il damp fatto, si darà tutto al Signore, venga stai al predi, in soreplui dal roc di espiazione che si fa sarà pari all'espiazione, perché il che l'ha pecchiato. Ogni offerte sunt tutti lis robis santis che i figli di Israele i presenteranno al predi e sarà so. Lis robis che un al consacrarà e saranno sos, e c'è che un i darà al predi al sarà dal predi. Il Signore i fevela a Mosè e disse: Feveliur ai figli di Israele e disiur: Se una femmine e sarà là de fur di Troi e avrà manchiato di fedeltà dai confronti del suo uomo, e un alvarà stat con ie, ma la robe e iere state platate ai voi dal suo uomo, e se si è insociate di squindon e non dè testimoni squintri di ie, perché che non le han intivate sul fatto, in caso che il spirito di gelosie alientri tal'uomo e che al diventi gelos de femmine che si è insociate, o ben che il spirito di gelosie alientri in lui e lui al diventi gelos de femmine anche se non si è insociate, l'uomo almenarà la femmine denando al predi e al porterà un'oblazione per ie, 1/10 di efa di farina di guardi. Non strunchiarà per via il vueli e non metterà l'incenso, perché che è un'oblazione per gelosie, come un'offerta di memorie a riguardo di un fall. Il predi al clamarà d'ogni la femmine e le farà sta denant dal Signore. Poi il predi al chiolarà un crep laghe benedite. Al chiolarà anche il plulvin di quel che è sul pavimento del santuario e lo metterà talaghe. Il predi al farà sta la femmine presince dal Signore. I destaponerà il chiave e al metterà te sos mans l'oblazione di memorie, va di l'oblazione per gelosie, biel che il predi al varrà in man laghe mare de maledizione. Il predi al farà giurà la femmine e disarà: Se nessun non l'ha bustat con te, e se non tu has falat l'ant condunatri in penche col tom, che ste aghe mare, che ha intorsi la maledizione, che non ti fasi nessun mal di sorte. Ma se tu has falat condunatri in pen di là col tom, e se tutti sei insociate, e se un uomo che non è il tuo alla bustat con te, allora il predi al farà giurà la femmine, con tanti bramazione, e disarà:
Il Signor, cal fasi plombar sore di te, lis maludizions e lis bramazions dal tuo popolo, cal fasi inflapì i tei ombui, e sglonfà la tua panse. Che ste aghe di maludizion, che entri tai tiei budiei, par fatti sglonfà la panse e inflapì i ombui. E la femmine i disarà. Amen, amen. Poi il predi ascriverà che sti sbramazion sunt un rodul, e li scancellarà cu laghe mare. I fasarà bevi alla femmine laghe mare de maludizion, e laghe de maludizion, e gli entrerà in ie, par col male di marum. Il predi altiolarà tes mans de femmine l'oblazion per gelosie, al schiassarà l'oblazion denanda al Signor, e le offrissarà sull'altar. Poi il predi altiolarà un puin di che oblazion, tanche memorial parie, e le brusarà sull'altar, e fasarà bevi laghe alla femmine. Finit di fai bevi laghe, se ie si insociade e non ie stade fedel cul soomp, laghe de maludizion, e gli entrerà in ie, par col male di marum. La panse e diventerà tombadice, e gli ombui flaps, e che femmine e sarà maludide fra miec de soint. Ma se la femmine non si è sportiade e aie monde, e sarà riconosciuta innocente e appodarà frutulà. Queste è la legge per gelosie. Tal cas che la femmine di un uomo e vedi falat, l'ant condunatri impendi la cul so, e che si sporchi. E in tal cas che spir de gelosia agli entri tal'om, e che al diventi gelos de femmine. Al fasarà comparì la sua femmine denanda al Signor, e il predi al metterà in pratiche che ste legge appuntin. L'uomo non varrà nessune colpe, ma la femmine e porterà il chiastic de so tristerie.